La Sicilia è tra le regioni che risentono maggiormente della crisi economica che investe l'Italia. L'isola fatica a risalire, a tirarsi fuori dal tunnel, così come ha evidenziato l'ultimo report della Fondazione Curella di Palermo. Nel 2010 il prodotto interno lordo è aumentato dell'1,3% nel paese, mentre in Sicilia, complice il ristagno dei consumi e degli investimenti, è diminuito dello 0,3%. I livelli di occupazione nella regione sono fermi più o meno a quelli dello scorso anno, tanti senza lavoro e tanti anche quelli che lo hanno perso o sono in cassa integrazione. Secondo i dati Istat, il tasso di disoccupazione in Sicilia nel 2010 è stato del 14,7% contro l'8,4% nazionale. Si spera nell'azione del nuovo governo Monti, a cui i mercati sembrano guardare con attenzione e fiducia. Il presidente della regione, Raffaele Lombardo, al Premier chiede misure che possano contribuire a risollevare la Sicilia. Una boccata d'ossigeno per le aziende è rappresentata dal credito d'imposta, che consente di convertire le imposte in investimenti. Il dirigente dell'assessorato regionale alle attività produttive, Leonardo Pipitone. Le risorse che il governo è riuscito a mettere su questo intervento sono poche rispetto alle esigenze. È una misura che ha avuto un grandissimo successo e il governo si sta dando da fare per trovare altre risorse a sostegno di questa misura importante per le imprese. E la Sicilia ha bisogno dei fondi che gli spettano, fondi FAS, risorse liberate, e quindi del sostegno finanziario necessario a sostenere le politiche di sviluppo della regione siciliana. Nonostante le difficoltà, gli sforzi delle aziende siciliane sono premiati e si confermano altamente competitive nei diversi settori. Alcune delle eccellenze della provincia di Agrigento hanno ricevuto dalla Camera di Commercio il premio Progresso. Riconoscimenti all'Asprol per l'olio, Italcali, Trinacria d'Allicardillo, Goldfish, Banca Popolare Sant'Angelo. Premi speciali a Diego Planeta e Francesco Paolo Di Betta. Questi riconoscimenti sono consegnati da 46.000 imprese a 5 imprese, a 5 colleghi, a cui viene dato una sorta di attestato. Ecco, si può fare impresa trasparente, si può fare impresa legale e questo noi vogliamo solo lo sviluppo di questa provincia. I vini siciliani conquistano i mercati, si fanno apprezzare nel mondo. Qual è il segreto? Io dico, sicuramente c'è un aspetto legato al territorio che è enorme. Noi veniamo da una terra che ha una storia antichissima e ineguagliabile, per cui c'è comunque l'interesse da parte del consumatore di conoscere la nostra terra, anche attraverso i vini. E poi c'è comunque la professionalità di un gruppo di persone che ha consentito che questo avvenisse. Ecco.